Noi siamo felici di essere qui perché siamo stati fra i primi collegi del Veneto a cercare, ormai da molti anni direi, di fare un gruppo comune. Ci siamo finalmente riusciti e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Ecco, diciamo. Ecco, si parlava, il suo collega di Rovigo diceva che purtroppo in questo momento l'azienda non fa reddito e molto spesso si svende il territorio per fotovoltaico, per il biometano, eccetera. È un problema che avete anche voi a Vicenza oppure avete ancora un valore aggiunto importante? No, noi abbiamo un territorio diverso, abbiamo un tipo di economia diversa, di economia agricola diversa. Da noi sono allevamenti, c'è viticoltura e quindi da noi questo problema è meno sentito. La redditività fino ad ora, ad esempio nel settore del latte, è stata buona. Adesso siamo in un momento nero per la verità, però insomma lo scorso anno è andato bene, le prospettive future ci sono. C'è un problema per i vini, soprattutto per i vini rossi, e questo probabilmente si sentirà nel prossimo futuro. Gli altri tipi di allevamento direi che vanno benino, a parte l'allevamento di suini, ma insomma gli ultimi 6 mesi non è andato benissimo. Quindi da noi l'economicità dell'agricoltura c'è ancora. Non abbiamo il problema che c'è a Rovigo, nella Bassa Padovana, nel Ferrarese. Ecco. Da noi insomma il reddito c'è ancora. È chiaro che le coltivazioni estensive purtroppo dove ci sono insomma non possono garantire un reddito equo all'agricoltore.